L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha un nuovo sito in Friulano, è frutto dell'accordo tra Regione ed Arlef. Un sito completamente accessibile in friulano ed una campagna social di sensibilizzazione sul dono del midollo osseo. Sono i frutti dell'accordo tra l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Regione e Agenzia regionale per la lingua friulana. Assolutamente sì, la lingua friulana si inserisce molto bene in questo sistema che è dato dalla sanità, quindi dal sistema sanitario, ma anche dal sistema del volontariato che è estremamente presente nella nostra regione e che si svolge tante volte in lingua friulana, per cui abbiamo pensato proprio di dare al cittadino quei servizi che sono vicini alla sensibilità, soprattutto delle fasce magari meno giovani, e anche al volontariato che vediamo composto da molti giovani che parlano attivamente la lingua friulana. Ci fa molto piacere, abbiamo trovato un grande supporto dalla Regione Friuli Venezia Giulia che in questi anni veramente ha fatto di tutto per poter portare avanti sia la politica sanitaria, ma anche la politica del volontariato, ma anche la politica linguistica. Sì, è molto importante che approdi nel mondo della sanità, perché noi abbiamo molti cittadini che parlano, discutono, vivono con il friulano, quindi raccontare le cose anche in madrelingua consente di raggiungere più persone e consentire a loro di conoscere al meglio quelli che sono i percorsi di salute. Questa è la grande questione che interessa il sistema di salute e quindi io sono particolarmente grato all'Arlef di questo lavoro e di questa opportunità che l'azienda sanitaria ha accolto giustamente e immediatamente. La Regione stanzia 150 milioni di euro per investimenti sul fotovoltaico via alle domande